Stiamo cominciando la diretta della Pratessone di Santo Ioni. Un po' in ritardo qua. Che pro N. Poi no che bisogna andare innanzi con questa baracca del sottorrione, non si deve tutto. Come mi sposto a Cudala, questa piazza.
a prendere questo di qua? Sì, Fabio. Fabio. Vieni, Aspetta qua. andiamo là sotto l'albero. Vieni. Allora devi seguire di qua, Fabio. Dammi le chiavi della macchina. Questi signori sono sotto l'albero là, dove ha aperto lo sportellone. Sono firmane da Pratessone che è esplodendo. Andiamo, guarda, andiamo là sotto al Un'ora siete scolando in alto. Accidenti. Sospendiamo la diretta, a dopo, ciao. E come state vedendo sono tutti in piazza. Io sono abboloziato finché tu mi sai lo so. E che su paracqua. Quindi accontentate vuol dire sapere se sa vuol fare il video. No, che non so il gruppo che hanno fatto il giro della piazza e mi pare che esordine sia di tornare a Creia. Adesso mi mettere in mezzo e mi fare passare. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e all'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Scusate, voi fate cosa? Ma come che influenza?
ringraziamo, benediciamo il Signore, anche se è andato, sia fatto sempre la volontà del Signore. E che allora continuiamo a vivere con gioia nell'amicizia, nella devozione al nostro Santo Patrono San Giorgio, e con questo pomeriggio e questi giorni di festa che gli amici del comitato anche offrono a tutta la comunità. Davvero la benedizione del Signore sia in ognuno di noi, nelle nostre famiglie. Vorrei ricordare in modo particolare i ragazzi, i giovani, le persone che soffrono, gli ammalati, gli anziani. Ecco, davvero ricordiamo e cerchiamo di essere sempre solidali con tutti, specialmente con le persone più fragili, più deboli. E davvero ecco il Signore doni a tutti grazia e benedizione. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Benediciamo il Signore.